Si è svolto a Campo San Piero in provincia di Padova, in occasione della giornata dell'UNESCO, il primo convegno sulla lingua veneta dal titolo La lingua madre in prospettiva locale, nazionale e internazionale, il caso Veneto. La lingua è il metodo di espressione della nostra mente, è il metodo di espressione delle nostre idee, della nostra cultura, è il sedimento di secoli di cultura non solo locale, propria, ma anche nel caso del Veneto, e questo vogliamo dimostrare con un convegno internazionale. La lingua veneta ha uno status scientifico e accademico molto alto e molto forte, che però non viene riconosciuto, e vogliamo solo dimostrare che merita di essere conosciuto. Grande la partecipazione nelle due fasi della giornata per un convegno di alto spessore scientifico e culturale organizzato dall'Accademia della Buona Creanza, Accademia della Lingua Veneta, in collaborazione con Rotary Club e Rotarac di Campo San Piero. Il Rotary è la prima organizzazione mondiale come rete di solidarietà, e oltre che occuparsi di problemi umanitari, esistenziali, di salute e di sopravvivenza dei popoli, la sua missione principale è anche diffondere la cultura tra i giovani. Infatti questa mattina, in una fase dedicata solamente alle scuole, c'erano oltre 300 ragazzi delle superiori che hanno assistito a questo convegno. Un evento internazionale che ha reso visibile la strada da percorrere e già intrapresa per il ripristino e la valorizzazione della lingua veneta sia in Veneto che nel mondo. L'ordinamento italiano in sintesi è refrattario a tutto ciò che non è lingua italiana, che è lingua dell'unificazione, lingua anche della standardizzazione, e da questo punto di vista direi, sia pure forzando, che il modello attuale è di derivazione diretta con la politica del ventennio e quindi di, vogliamo dire, italianizzazione forzata posta a carico di tutto quello che poteva essere rottura di una unità.